Lignano si appresta a festeggiare quest'anno i 60 anni di fondazione. Ora grande partecipazione questa mattina in conferenza stampa, ma soprattutto un brand che sottolinea come il puzzle Friuli Venezia Giulia sia sempre in prima linea, come ci conferma l'assessore di competenza Bini. Un colpo importantissimo, per l'ennesima volta Vasco sceglie il Friuli Venezia Giulia come concerto zero. Per noi è un grande onore. Ho avuto modo di ringraziare davvero gli organizzatori, insomma una regione Friuli Venezia Giulia che ha bisogno di eventi come questo per farsi conoscere, per attrarre migliaia e migliaia di persone. Ho avuto modo di apprezzare l'intero programma per la stagione estiva musicale di Lignano Sabbiadoro, è un programma, credetemi, manca ancora un tassello, ma sono sicuro che sarà un programma di assoluto valore, quindi complimenti a tutti. Insomma, Assessore, 60 anni per Lignano e non sentirli. La Regione ha già identificato la Lignano Sabbiadoro come uno dei brand più importanti in essa presenti. Con la tassa di soggiorno si faranno delle opere importanti, Lignano Sabbiadoro è sempre stato tenuto in considerazione e lo sarà ancora di più, insomma sto giro il sottoscritto viene da quei posti lì, quindi se non fosse altro per un minimo di partigianeria assolutamente sì. Insomma c'è entusiasmo e voglia di fare, peccato Assessore quella troppa burocrazia. Ma la sicurezza è fondamentale, l'ho detto, noi viviamo purtroppo in un periodo dove la sicurezza in taluni casi è venuta meno, però dobbiamo fare anche in questo caso molta attenzione, maggiori controlli assolutamente sì, 100.000 volte di più assolutamente sì, però attenzione di non diventare prigionieri della burocrazia. Questi settori hanno bisogno di essere aiutati e non disincentivati, il troppo controllo, la troppa burocrazia, la troppa regolamentazione a volte diventa assolutamente asfittica per un settore e non porta a cose positive. Come detto dunque si inaugura con Vasco Rossi che ha scelto in questa parte la Florida del Friuli come meta d'apertura per il suo tour. Insomma ospite fisso, e così Alessandro Marosa, vice sindaco di Lignano? Beh, effettivamente oggi cominciamo a dare un primo assaggio di quella che sarà una stagione ricca di eventi. Si partirà il 26 maggio col soundcheck di Vasco Rossi, un concerto dedicato ai propri fans, 8.000 persone che potranno vedere in prima visione quello che sarà lo spettacolo, dunque il Vasco Non Stop Live 2019, però poi la data ufficiale della data zero è lunedì 27 maggio 2019. Vasco Rossi ritorna per la terza tournée di fila a Lignano Sabbiadoro, un importante fil rouge che continua a collegare la nostra città con Vasco e il proprio entourage, con tutte le ricadute economiche che si possono ben immaginare e che sono state evidenziate da uno studio pubblicato anche nei primi di dicembre rispetto alla nostra località. Il brand Lignano 60, qualcosa di unico? Nelle prossime settimane ci sarà una comunicazione fitta di eventi, di sorprese anche, e naturalmente non si può non nominare 6 luglio, spiaggia antistante lo stabilimento Bella Italia, Giova Beach Party. Ci sarà il debutto di questo tour itinerante nelle 15 spiagge più importanti d'Italia, in cui veramente verrà realizzato un festival, un concerto, un divertimento che parte da tematiche ambientali e arriva poi a quelle che sono esperienze oniriche di giovanotti che vuole riportare quella che è la gioia del fanciullo in spiaggia, permettendo di fare tutte quelle cose che rendono gioviale l'atteggiamento in spiaggia, dunque il bagno, una festa, una serie di ospiti anche che cambieranno di data in data. State sintonizzati, ci saranno parecchie novità nelle prossime settimane. E per concludere, come detto, prenderà il via il 27 maggio prossimo allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro il Tour 2019 di Vasco Rossi, che per la terza volta ha scelto la località friulana per la sua data zero. Grande soddisfazione da parte di Luca Tosolini, Managing Director di FVG Music Live. Assolutamente, abbiamo sposato la formula di unire la musica al turismo, è una formula vincente. Lignano è la nostra casa, la casa della musica della Friuli Venezia Giulia. Lignano e la regione ci accoglie con grande entusiasmo e siamo contenti di lavorare ancora nel 2019 su Lignano con obiettivi sempre più importanti. Ecco, sappiamo che c'è molto fermento per quanto riguarda anche le altre località, perché la musica non si ferma in una località sola. No, assolutamente, la musica è ormai diventata un grosso veicolo di promozione. Chi l'ha capito per prima è Lignano, una di queste, credo che ne trarrà i migliori benefici, perché con la formula delle date zero noi comunque non facciamo uno show solo, ma rimaniamo nella località per 15-20 giorni per ogni show.
Insomma dire, Friuli Venezia Giulia e la musica ci gira intorno, ma anche all'interno. All'interno, perché comunque il Friuli piace, qua si sta bene, c'è un bellissimo clima, si mangia e si beve molto molto bene, e questo è sicuramente quel quid in più che aiuta tutti a venire molto volentieri a Lignano.